Prima di accedere all'area del portale dedicata alla compilazione dei questionari si trova un'informativa che è stata redatta ad hoc con lo scopo di chiarire le modalità di accesso e di gestione del cruscotto di monitoraggio. È importante ricordare che vi sono 3 livelli di visibilità e accesso ai dati. Al primo livello hanno accesso i soggetti che sono denominati i compilatori. Questi soggetti sono nominati dalla propria azienda sanitaria e preventivamente registrati nell'area riservata del progetto Veneto Escape. Questi soggetti, oltre a compilare i questionari, potranno visualizzare i risultati dei dati inseriti e avere accesso al pregresso dei questionari dagli stessi compilati. Il secondo livello di visibilità viene dato ai soggetti denominati visualizzatori. Tali soggetti si sono preventivamente registrati nell'area riservata del progetto Veneto Escape in qualità di operatori di una determinata azienda sanitaria. Questi soggetti avranno accesso ai risultati della propria azienda sanitaria ma non potranno agire sui questionari. Vi è infine il terzo livello di visibilità a cui hanno accesso sia i soggetti denominati compilatori, sia i soggetti visualizzatori, oltre a tutti i soggetti registrati all'interno del portale di Arsenal nell'area riservata del progetto Veneto Escape. Questi soggetti potranno visualizzare a livello regionale i risultati dei dati raccolti all'interno del cruscotto. È importante precisare che tali dati non saranno riconducibili a una determinata azienda sanitaria, ma permetteranno di avere a livello statistico la visione dello status del progetto Veneto Escape. Vi ricordiamo infine che i soggetti che tratteranno i vostri dati sono formalmente nominati dal Consorzio Arsenal, che è il titolare del trattamento e che agirà in adempimento alla normativa privacy di cui al decreto legislativo 196 del 2003.